Buongiorno a tutti ragazzi, sembra confermato che a parte il maltempo che in questi giorni persevererà fortemente sul nord Italia, poi sarà anche la volta, diciamo, di Halloween. Tutti quanti stanno aspettando questo giorno per fare questo, diciamo, questa festa a paga, però proprio nell'arrivo di Halloween, quindi tra la notte del 31 e il giorno di Ognissanti, cioè del 1° novembre, ci sarà in arrivo una massa d'aria molto fredda dal Polo Nord che farà crollare le temperature con neve sulle Alpi e Appennini, ma anche grandi piogge e forti temporali su gran parte dell'Italia. Quindi si chiuderà questo mese sotto un'ondata vera di maltempo estremo. E diciamo, il giorno di Halloween tra il 31 diciamo, e l'1 ci sarà forte maltempo, quindi maltempo estremo e in arrivo una massa d'aria molto fredda dal Polo Nord che farà crollare le temperature in quasi tutta Italia, però soprattutto a nord, quindi come sempre state in prima fila voi, quindi sarà accompagnato da maltempo estremo in questi 2 giorni, cioè 31 e 1 novembre, quindi ogni santi. Questa è la previsione di quasi tutti i metri che ho controllato, ragazzi, e tutti quanti a dire incursione polare sull'Europa e specialmente sull'Italia. Quindi ho controllato quasi tutti i media italiani e anche qualcuno americano, tutti quanti dicono la stessa versione, quindi anche diciamo, il satellite dice la stessa cosa, che si vede che alla fine arriva proprio una perturbazione molto fredda sull'Italia. Quindi chi pensa di fare dolcetto scherzetto mi sa che il tempo farà un brutto scherzetto a tutti, quindi mi sa che i bambini non andranno, sì sì, non andranno da nessuna parte a fare dolcetto scherzetto, anche perché da come si prevede ci sarà maltempo estremo. Quindi ci aggiorneremo anche nei prossimi giorni, come sempre, però già da adesso la previsione a lungo termine sembra essere molto chiara, anche se mancano 10 giorni, però già la previsione è quella lì. In effetti non è che mancano 2 o 3 mesi che puoi dire vabbè, diciamo questa è una previsione attendibile più o meno all'80%. Poi ho controllato tutti i siti meteo, quindi tutti quelli là italiani, pure quello americano, quello giapponese, quindi tutti quanti fanno vedere la stessa cosa di ogni meteo, quindi se sbagliano tutti allora sì, ha detto così non potranno fare lo scherzetto, capisci? Ad Halloween dice il meteo sarà rovinato la festa dei bambini, come dicono loro, e dicono che alla fine sarà uno scherzetto per i ragazzi, cioè i bambini che andranno casa per casa a fare, sì, tutto bene, a fare dolcetto, scherzetto, quindi hanno voluto interpretarla così in effetti, dice lo scherzetto lo farà il tempo perché sarà fortissimo il maltempo, quindi allora i bambini non potranno andare in giro a fare il dolcetto e il scherzetto come si usa fare, quindi lo scherzetto come dicono tutti in effetti no, no, la mia compagna è cubana perché devo offendermi, è la verità. Quindi in effetti è questo che volevano dire tutti i media, in effetti scherzavano su questo fatto del dolcetto o scherzetto, quindi secondo tutti i dati ufficiali di tutti i media sarà un scherzetto per i bambini, sì sì, da oltre 2 anni. Quindi diciamo ragazzi che per fine mese, a parte che tutto il mese, anche 22 e 23 sarà maltempo, poi ci sarà 27 e 28, poi ci sarà 31 e 1, quindi ci sarà proprio un fine mese che sarà proprio all'insegna del maltempo. Quindi diciamo che
diciamo da 22 a 23 in poi. Sì, sì, ma io quello sto dicendo, così non fanno quella festa i bambini perlomeno, la faranno solo i grandi. Perlomeno magari molti bambini non andranno in casa per casa a cercare di fare questa festa pagana. La faranno solo i grandi come solito. Anche se devo dire la verità, qui a sud non è che le persone grandi fanno questa Halloween. Perlomeno nella zona dove sto io non vedo grandi, cioè di età 40, diciamo come me, che vanno a fare queste cose qua. Lì è una cosa questa qua che ho visto molto al nord Italia, a Torino e a Milano. No, no, non è la prima volta, figurati che vanno al di fuori di questa novità. Ma tanto già lo so chi sei, quindi non me ne importa proprio. Anche perché io ho 79.700 iscritti e tu sei nuovo, quindi già so chi sei in effetti, quindi poco mi importa, puoi scrivere che vuoi. Tanto io li ricordo uno per uno tutti i miei iscritti, quindi tu non sei uno dei miei iscritti. Diciamo, non sei uno dei miei iscritti che potrebbe dirmi una cosa così, perché un mio iscritto non mi farebbe mai una domanda del genere. Quindi già lo so. Ti sei preso la briga di andare su Facebook, di andare a controllare o no? Però io non mi importa. Quanto parlate della vita privata, vi cancello, quindi ciao. Come si dice? Eliminato. No, avvocate, subito abbiamo fatto eliminato. Gran Brisson, come si chiamava? Ciao. Vai su un altro canale. No, Jasmine, oramai sono sgamati proprio dall'inizio. Proprio, sono proprio ingenui, proprio al massimo. Vengono qui, la prima parola che mi dicono, ma sei fidanzato con una cubana? No, ho visto su Facebook. Cioè, ti presenti così? Ah no. No, ce l'aveva con me, Jasmine. In effetti è andato sul mio Facebook e ha detto, però indipendentemente da chi, con chi ce l'aveva o con me, ma sicuramente con me, perché ha detto sono andato sul tuo Facebook a controllare, e vabbè, vai a controllare, che ti devo dire. Vabbè ragazzi, vi saluto, sono quasi le 3 e ci sentiamo più tardi. Quindi ragazzi, Halloween speriamo che fa tanta pioggia, così i bambini non potranno fare questa festa pagana, e le mamme non potranno portarli in giro a fare questa cosa del demonio e così è molto meglio se la fanno i grandi, dei grandi sono consapevoli perlomeno, i bambini invece lo fanno innocentemente perché non sanno il significato di questa festa, quindi per i bambini è un gioco, il problema è dei grandi che dovrebbero insegnare ai bambini che questo non è un gioco, ma questo qua non accade mai e quindi meglio che piove, che fa maltempo forte, così saranno costretti a stare a casa e non a vestirsi e ad andare in giro a chiedere l'elemosina, come si dice, che sarebbe il frutto poi dato alle anime, quindi sarebbe una cosa diabolica, quindi è meglio che piove tutto il giorno e finisce il 2. Così i bambini stanno a casa e inutile piangere, non possono uscire. Quindi è meglio se quel giorno viene tipo un mezzo diluvio, piove tanto e stanno a casa chiusi. Quindi giocano, meglio che si giocano vicino alla PlayStation, alla Wii, che non andare a fare questo gioco. È meglio che stanno azzeccati, come dicono le mamme, stai sempre azzeccato vicino a questo computer, meglio. Meglio se stanno lì, perlomeno non fanno danni. Perché questo qua, ragazzi, non è un gioco, è una festa pagana e festeggiate il diavolo. Quindi se andate in giro è la festa di Satana. Quindi andate a festeggiare un rito celtico. Quindi questo è un rito pagano celtico, Wicca.
come dice Jasmine, quindi lasciate stare, state per casa, è un giorno normale, anzi quello è il giorno di ogni santi, poi ci sono i morti, quindi sono 2 giorni che si va al cimitero a trovare i parenti, quindi non è un gioco la notte diciamo del 31, che poi questa festa è stata importata dagli Stati Uniti, quindi è da poco che, da pochi anni che ha preso piede in Italia, non ci sta. Io mi ricordo io nel 90 ragazzi, ma che Halloween, per noi il giorno 31 e 1 erano i giorni che si andava al cimitero a portare i fiori sulla tomba. Quindi io mi ricordo la mia infanzia perlomeno, si andava al cimitero a portare i fiori, a cambiare l'acqua ai vasi da fiori, a pulire la tomba. Questo per me era Halloween, poi sono cambiate le cose. Quindi perlomeno mi ricordo con mia nonna, che sono cresciuto con mia nonna, poi con mia mamma, andavamo a pulire la tomba del nonno, a portare i fiori freschi, a mettere tutto a posto. Questo per me era Halloween, quindi non era dolcetto scherzetto come poi è arrivato qua. Quindi dall'America è arrivato questo gioco tipo come la tavola Ouija, un gioco diciamo soprannaturale. Quindi pure la tavola Ouija, ho fatto il video ieri mi pare. Lasciatela stare perché non è un gioco, non arrivano i vostri cari a parlarvi, quindi evitatela assolutamente perché lì non ci sta nessun mamma, papà, nonno, zia, fratello, sorella, non ci sta nessuno ragazzi. Se vi risponde è sempre qualcosa di malvagio, quindi non aprite quella famoso, diciamo, quella famosa porta o quel famoso cancello, perché quello è una porta verso qualcosa di ignoto, quindi lasciate stare. Quindi non pensate che sia uno scherzo, non pensate ma non è vero niente, tipo tipico solamente già so come dite tanti ragazzi, ma quello pensi a quello, dice così tanto per dire che può fare, ragazzi non è vero. Molte persone dopo questo gioco hanno avuto problemi seri e non si tratta di cure mediche o altro, ma là si tratta di bensì dell'anima proprio. Quindi là non esiste la medicina, non esiste nulla che ti può guarire. Quindi ci vogliono pure mesi, anni e anni per liberarsi di questa entità da dosso. C'è sta gente che lo fa da 20 anni, gente che l'ha risolto in un anno, gente che l'ha risolto in un giorno, poi dipende da caso a caso. Quindi è come sempre, ogni persona è un caso a sé. Quindi puoi essere fortunata che dopo un giorno stai bene, come può essere sfortunato che dopo 20 anni ogni settimana ti rechi dall'esorcista. Quindi è sempre a come viene. Quindi evitate assolutamente queste pratiche, perché ragazzi, se esiste il bene, esiste anche il male, mettetevelo sempre in testa. Quindi se esiste Dio, esiste il diavolo, se esiste il diavolo, esiste Dio e viceversa. Quindi è così. Se accettiamo che ci sta il bene, dobbiamo accettare anche che c'è il male. Quindi due forze contrapposte. È vero che quella del bene trionfa sempre sul male, però lasciate stare queste cose qua. L'unico in grado di scacciare i demoni in un secondo è solo Dio e Gesù. Poi i preti, che sono gente umana, lo fanno pure, ma impiegano tempo, anni, mesi, poi dipende sempre. Quindi solo Gesù, se arriverebbe in un secondo, ordina al demone di andare via e lui deve obbedire e basta. Ma purtroppo non è che può venire Gesù o Dio ogni volta a salvare una persona solo perché ha voluto lei stessa fare questo gioco stupido e condannarsi se stessa. Quindi la colpa è tua che fai questo gioco, quindi non puoi dire è la colpa di Dio e di Gesù, perché se non lo sai almeno te lo sto spiegando, quindi sei consapevole che adesso lo sai. Quindi chiunque ha sentito queste mie parole, a parte gli scherzi, a parte le visualizzazioni, a parte tutto quello che volete ragazzi, non giocate mai con la tavola Ouija o festeggiate questo famoso Halloween, lasciate stare il mondo come sta.
Ad Halloween ragazzi si va sul cimitero a trovare i defunti, a cambiare i fiori, a pulire il cimitero. Ad Halloween si va a fare questo. Quindi se volete fare una cosa buona, il 31, l'1 o il 2, recatevi sul cimitero, andate a pulire la tomba dei vostri cari, mettete i fiori freschi e è tutto a posto. Avete fatto anche voi una cosa buona. Quindi io perlomeno da ragazzo questo è quello che ho fatto sempre. Ma ultimamente è vero che non vado al cimitero, però se devo scegliere in questi 3 giorni, perché sicuramente come sempre ragazzi andare giorno 1-2 al cimitero è caotico perché è pieno pieno, quindi vi consiglio semmai di andare il 31 perché l'1 e il 2 è un casino, quindi il giorno di Halloween andate a visitare, a pulire la tomba e vi sentirete pure più soddisfatti di voi. Io se devo andare vado il 31 perché l'1 e il 2 ragazzi si blocca, perlomeno qua a Salerno si blocca. Quindi il 31 invece di fare questa scemenza come la chiamo io, andate al cimitero, belli tranquilli, mettete i fiori, mettete pulite la tomba. Io spero che piove così stanno tutti a casa quel giorno i bambini, almeno stanno fermi e non possono uscire, quindi speriamo che fa una grande scaricata d'acqua tutto il giorno, non fa niente che ci allaghiamo, ma perlomeno evitiamo di far cadere qualche bambino in qualche baratro. Vabbè, ciao Jasmine, ciao a tutti ragazzi, ci sentiamo più tardi, dai. Un saluto a tutti e sempre buona domenica a tutti, mi raccomando non vi scassate, anche se sono lenti, credo che molti di voi già si sono scassati, quindi ho fatto tardi a dire non vi scassate, quindi oramai già è tardi fatto. Ciao a tutti.